Con l'Outback è possibile affrontare un po' tutte le strade particolari che ci sono nelle aree rivierasche che consentono di avvicinarsi alle anse del fiume Tagliamento dal lato occidentale del limite del territorio comunale. Qua siamo proprio quasi alle foci, ma in realtà siamo alla confluenza tra la litoranea veneta e il fiume. Andiamo oltre questa vecchia strada arginale e ci avviciniamo alla confluenza. Ecco qua la vecchia chiusa e là, come vedete, un bel panorama del tramonto. Quelle che vedete riflesse sono le acque del Tagliamento. Da qua ovviamente cosa facciamo? Con Outback una retromarcia in sicurezza grazie alla telecamera, la partenza in salita che anche è altrettanto sicura perché la macchina, vedete, non freno, si blocca da sola perché riconosce la situazione di salita, accelerando riparte e sblocca i freni. Partiamo lungo gli argini e come vedete ci sono diverse di queste situazioni lungo tutto il confine comunale di Latisana, il confine occidentale, che è proprio segnato nel lato occidentale, nel confine col Veneto, dal passaggio del fiume Tagliamento e dei suoi argini. Percorsi molto interessanti da fare con la macchina, in fuoristrada, in bicicletta, ma anche per fare jogging a piedi. Si prestano perché sono immersi nella natura, in una vegetazione tra la macchina mediterranea e quella fluviale che è tipica di questa zona.